Allora, ragazzi miei, buonasera a tutti, non lo so quando lo vedrete, quando lo caricherò. Premessa, mentre vedevo la partita, il commento di Diada è un po' troppo alto, quindi voi vedrete un pochino di reazione a caldo, con me che cerco di commentare a caldo, però il commento è troppo alto. Voi siate pazienti nei miei confronti perché non sono riuscito a sistemarlo bene. Però poi alla fine della partita non c'è più commento e faccio il commento a caldo di come mi sono sentito così. Voglio rivedere gli highlights, voglio risentire, perché ho sentito del genio molto negativo e pessimista sulla prestazione del Napoli. Io sono un pochino più moderato in questo momento e vi spiego poi il perché nel commento finale. La premessa va con la premessa che per me è assurdo dare il rigore a Zielinski quando quello te la butta, cioè non puoi sparire. Il famosa cosa, come fa a sparire? Vabbè, però vabbè, pare che dalle nuove regole quel rigore va dato e quindi ce lo prendiamo. Il rigore di Mertens per me è un rigore alla Dybala, dove lui è bravo a cercare il contatto. Così dicono di solito quando Dybala prende un rigore, ed è stato ingenuo il difensore a non sparire. Io dico la mia, come sempre, in maniera onesta il più possibile, non è rigore. Dal vivo vedrete la reazione, mi è sembrato rigore netto perché lui sembra che si sta coordinando e viene agganciato, ma non è così. Fa un movimento strano con la zampa e va a cogliere la gamba di Pezzella che sta cercando di sta cercando di togliere la gamba, quindi per me quel rigore è grave, non si dà. Per chiudere il discorso VAR, il fallo su Ribéry da parte di Usai è abbastanza netto, però è fuori aria e quindi a quanto pare il VAR non può intervenire, anche lì grave. Mi sa tanto di compensazione, il rigore molto generoso su Zielinski, ti dà poi il rigore di Mertens e poi vari episodi. Insomma, Chiesa che non viene mai ammonito, può protestare, può fare quello che vuole, mi sa già in area Juventus, Però lasciamo perdere questa cosa qua. In chiusura, Allan, se ammonisci Allan quando tra l'altro non aveva preso niente, né palla né giocatore, abbiamo perso Allan e da lì scaturiscono i problemi di equilibrio. Io non sono così pessimista, secondo me tutti i giocatori hanno giocato non benissimo, però in crescita. Poi Di Lorenzo che era in difficoltà ha chiuso in crescita, Mario Rui, Maluccio, però magari Gulam sta recuperando la forma migliore e quindi non avremo questo problema. Molto bene gli attaccanti, molto bene i centrocampisti, specialmente Elmas mi ha dato un buon impatto, personalità sta là davanti. Fabian Ruiz e Zielinski possono fare di più sicuramente e Koulibaly è sempre una certezza. Vedetevi il resto del video, reazioni, caldo e commento finale, iscrivetevi al canale perché se non vi iscrivete al canale non fa niente. Da New York Valero Fluido è tutto, non è tutto, continuate a vedervelo. Forza Napoli sempre, 4 gol in trasferta con decisioni dubbie, polemiche, rosicate. Scrivetelo che abbiamo rubato la partita, che vi devo dire? A volte capita. Gamba bella, Canuccia facevi più. Tra 4 che non decidere. A un certo punto c'è il decisionismo, c'è Massa che dice calcio di rigore. Se si apre di più delle 7:20. Parte Pulgar, spiazza Meret, Fiorentina in vantaggio, ulteriore delirio all'Artemio Franchi. La freddezza del cileno, rincorsa centrale, poi prende la curva. Poi Mertens al limite, resiste a Badel, poi calcia a giro! E Dries Mertens fa 1-1, spegne il Franchi. Forse errore di Drongowski, ma quello che è sicuro è che parità e che Mertens è un fenomeno. E là è andato a disturbare i due ragni che si accoppiavano là nella ragnatela all'incrocio dei pali, perché questa è una palla, certo che ci arriva Drongowski. Deviazione, palla che rimane su Mertens che finisce giù, calcio di rigore. In 2 minuti sta completamente cambiando la partita e tutte e due le volte c'entra Dries Mertens. Sono dubbioso, non sono più convinto perché sì, in effetti fa un movimento aspettando strano. Insigne. Però no, non lo so, se l'avessi subito questo rigore lontani. sarei incazzato, bisogna essere dice onesti, Massa. sempre. Destro di Insigne, fermo Drongowski, Napoli in vantaggio, ribaltato tutto in neanche 3 minuti. Arriva il pallone dalla bandierina verso Milenkovic che vola di testa, è 2-2, ha pareggiato la Fiorentina con Nikola Milenkovic. Ci aveva provato il primo tempo, il gigante serbo Milenkovic, prende l'ascensore, lui che già sempre. 1,94 di altezza, va in cielo, non è contrastato. 20° tiro di Chiesa contro il Napoli. Ma fornute con da sti tiri, basta. Terra calcia Callejon, all'angolino Callejon, 3-2. Per non rischiare di subire il taglio, Insigne cosa fa? Gli dà una palla, girare
Palla al limite per Insigne che prova il destro a giro, stavolta Drongowski ci arriva bene e mette in calcio d'angolo. Ma questa palla andava a 2 dita dal palo? Castrovilli al limite, dentro per Boateng che la fa scorrere per calciare e poi calcia! Kevin Prince! Boateng! 3-3, Capriole, delirio a Firenze! Vita mia! Che partita è? Ma che partita è? E poi Fabian Ruiz. Iscrivetevi al canale. Palla dentro per Insigne, è andato a vuoto il pressing della Fiorentina, palla di Insigne per Mertens, arriva Callejon, ma sono 6 contro 3 i giocatori della Fiorentina. Provato comunque il taglio Callejon che arriva al centro per Insigne. Se vi iscrivete al canale! Napoli di testa Insigne, se non è una rarità questa, non so cosa lo sia. 4-3 per il Napoli. Si gioca probabilmente 15-16 giù di lì. Allora, parlare. Ma tu hai detto che non dobbiamo vedere gli errori, vediamo le cose belle. E poi lascia qui, fuori vedi, aria, fallo netto. Cosa vuol dire che lascia? Ma adesso Commisso farà uno show, già lo so. Commisso. Sulla giocata. Rosicate. Rosichi. Adesso sono io a scrivere a tutti voi che direte il Napoli si è rubato la partita. Io scriverò rosicate. Che vedo io, il Napoli è più forte. Rosicate. Trattenere il braccio di uno che entra nel rigore. Queste sono le vostre risposte quando io dico c'è fallo, non c'è fallo. Il rigore inventato, eccetera, eccetera. E poi la vostra risposta è Rosicchi. Quello che te la trattiene dal braccio è una cosa antisportiva. 3 punti e tu Rosicchi. C'è un regolamento. Io devo dire siamo fare 3 punti e voi rosicate. Rosicate, perché quella è la variabile. Se dentro l'area. Io in Callejon insieme con Mertens sicuramente. Allora, a caldo, a caldissimo, contentissimo per i 3 punti, contentissimo per i 4 gol segnati. Il Napoli che cerca una punta, 4 gol segnati. Bene, bene, che bella partita soprattutto. Non troppo tattica, non troppo difensiva. E stiamo cercando di capire se questo nuovo schieramento con Manolas e Koulibaly è un po' rischioso. Il rischio che si corre è quando perdi palla fondamentalmente, perché la Fiorentina ha fatto delle ripartenze veloci e anche nel primo tempo ha impostato, ha gestito più la palla di noi. Alla fine che gol hanno fatto? Hanno fatto il rigore, hanno fatto il calcio d'angolo e ha fatto un bellissimo gol Boateng, quindi lì credo è stata una triangolazione veloce centrale, quindi lì do la responsabilità di quella roba lì ad Allan Ammonito, che è completamente sparito dal gioco e serviva la sostituzione, forse anche prima se vogliamo essere un po' pignuoli. Il Napoli ha fatto quello gol straordinario con Mertens, dopodiché il rigore che non c'è. Io mi espongo, io dico che non c'è. E poi straordinario il gol di Callejon al volo e quello poi di Insigne, una perla, perché è Mertens che fa il lancio per il taglio di Callejon, che gliela dà bene, Insigne si fa trovare là. Straordinario, bellissimo, sono molto soddisfatto dell'inizio del Napoli. La punta continuo a pensare che serva e chissà che cosa succederà. È strano cominciare il campionato con il mercato ancora aperto. Però ragazzi, è arrivato Lozano è una stellina. Se Ames era una stella, Lozano è una stellina. E secondo me può risultare devastante in questa squadra qua. E tutto il tourbillon. Se Mertens ha fatto un'ottima partita da centravanti, bisogna dirlo. Chiaramente non è efficace come può a livello di continuità, probabilmente non potrà essere efficace sempre come oggi, ma è comunque un ottimo attaccante e non dobbiamo pensare che non sia in grado di farlo. Se Milik si convince e non fa uscema, perché quello non deve fare il cretino mentalmente, si possono alternare, a volte può giocare punta anche Lozano. Insomma, dobbiamo essere fiduciosi. La prima partita della Juve è stato un primo tempo sì, però poi l'hanno sbloccata con un calcio d'angolo, ammazzo, deviazioni, eccetera eccetera. Dopodiché sono stati abbastanza disastrosi, non belli, non efficaci. Il Parma, perché il Parma, ma un'altra squadra con un minimo più di qualità probabilmente avrebbe potuto metterli in difficoltà. Ma il risultato è 3 punti noi, 3 punti loro, e andiamo a Torino e vediamo che succede. Da New York Valerio Fluido è tutto a caldo, tutto vero, tutto reale, tutto obiettivo e tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché se vi iscrivete al canale
facciamo delle belle cose insieme. Rosicate, scrivete su hashtag rosicate. E poi ci vediamo alla prossima volta.